Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Poi il tuo volto ha preso fuoco e il tuo pudore durerà ben poco. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh marinaio, dovresti mettere una volta, sai, oh, marinaio, tutta la vita sotto braccia Mister Guaio. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Da quante navi in porto sono sbarcato io, alla ricerca di un futuro allegro il mio. La tua scialuppa è un salvagente delizioso, mentre la guardo sogno un viaggio avventuroso. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh marinaio, dovresti mettere una volta, sai, oh, se marinaio, tutta la vita sotto braccia Mister Guaio. Buonasera, buonasera amici di Rete 7, buonasera amici di Casa Peiretti, benvenuti in quest'ora musicale rigorosamente dal vivo, io e Lady. Io e Lady Chelucci. Lady Chelucci. Ti presento io. Facciamo anche un applauso a Fabrizio che ci sta curando la parte di regia e diamo i numeri 011 06 01 741 per parlare qui in diretta con noi. 348 80 40 254 è il numero per i messaggi, cantate con noi. Dovresti mettere una volta, sai, oh, marinaio, tutta la vita sotto braccia Mister Guaio. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oh marinaio, tutta la vita sotto braccia Mister Guaio. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oh marinaio, mia cara Chelucci, che bel brano questo, un Bello, brano di Gianni Morandi, fresco, allegro, ma soprattutto questo brano parla di un marinaio e soprattutto parla di profumo. A quest'ora, al martedì, dovrebbe già esserci la zia Marta che cucina, o meglio, la zia Marta qui con noi. Infatti non l'ho vista neanch'io. Non l'hai vista? No. E secondo me è decisamente in ritardo. Però noi i numeri li abbiamo dati, 011 06 01 741 è il numero per telefonare qui in diretta televisiva in questo programma Casa Peiretti che ormai ha festeggiato il suo anno, corriamo verso l'anno e mezzo, perché no chissà 2, 3, 4, 100? Non si sa, non lo sa. Non si sa. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Tra un po' arriverà anche il personaggio misterioso, però io senza la zia Marta qua, insomma, abbi pazienza, è una cosa che forse in TV non si fa, ma io senza Prova a sentirla, senza dir vedi niente a nessuno ci provo. Mo la chiamo, aspetta, Suona. Pronto? Zia Marta? Oh zia Marta! Che tu fai, zia Marta?
Mamma mia, qua c'è sempre un sacco di gente. Oggi ho bisogno di un passaggio. Nessuno, sono in ritardo. Devo andare a casa Peiretti. Ma se passa una macchina, almeno che avviso. Pronto? Peiretti? E sono zia... Lo so, sì, mi faccia parlare, sono in ritardo. Sì, lo so, sono in ritardo perché non mi parte la macchina. E non mi parte la macchina, adesso faccio l'autostop appena passa qualcuno, non ho neanche un mulo. Niente, nessuno. Sì, lei aspetti lì, trovi una scusa, io arrivo. Aspetta. Niente, nessuno. Sono rimasta a piedi. Guarda te. Neanche mi facendo vedere la coscetta. Come faccio? Che mi incamminerei un vecchio a farmela a piedi. Finalmente una macchina, un camion, un trattore, non so cosa riportare che mi porta. Venga. Bisogno di un passaggio. Vediamo se funziona ancora la targhetta della banchetta. Venga. Secondo me quel camion ha più anni di me, ma soprattutto il metta la seconda, speriamo che arrivi, anche perché, cara Alessia, oggi è la giornata mondiale del bacio. Ma va? E io ho un piccolo sogno nel cassetto che se non si avvera questa sera non so quando si potrà mai avverare, e dare un bacino alla zia Marta. Provi a Quindi io chiederglielo. spero che arrivi abbastanza in tempo, cioè quel camion prima o poi la porterà qui. Ma proprio perché è la giornata del bacio, andiamo a cantare due pezzi che parlano proprio di bacio. Il primo è Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Ma poi perché? Nel senso, non è che se lo dai alle 11:30 o all'1 di notte Sì, può cambiare. ma c'è la luna, non ti fida della luna perché è sempre un po' così, la luna, l'oscurità. Parti. Vabbè dai, cantiamo che è meglio. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Ma dai, Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. E la luna sta a guardare, non lasciarti affascinare, non ti fidare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. per quello. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano
mezzanotte per sognare, mezzanotte per amare, fantastica. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare. No, perché La luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per sognare, mezzanotte per amare, Alessia Chelucci. Io lo sapevo che quel fantastica finale l'era difficile. L'era difficile perché Puoi sticar. Non dire sticar perché sticar. No, è È sticar. sticar. Dai, è venuta così, sticar. Fantastica. Adesso diamo i primi indizi del personaggio super misterioso, che questa sera è proprio facile perché ieri non abbiamo fatto il nostro giochino e io oggi voglio regalare il cappellino di Casa Peiretti. Come far a vincere il cappellino, amici? Adesso diamo 4 indizi e voi cervellatevi per riuscire a capire chi è il personaggio. 4 indizi che portano dritti ad un unico personaggio. Quindi, però prima cosa c'è? Cos'è che c'è? Ma c'è la sigla, secondo te? Non è un gioco se non c'è la sigla. Brava Alessia. Sigla. Eccoci qui, allora i primi 4 indizi, amici a casa, pronti? E sono 0. Il suo nome non è il suo nome. Nato tra il 1950 e il 1960 ed è anche, quindi non solo, ma anche un musicista. Quindi amici a casa, divertitevi. Ripeto, 0, il suo nome non è il suo nome, è nato tra il 1950 e il 60 ed è anche un musicista. Grazie regia, ottimo lavoro. Ci avete già mandato dei messaggi, anche delle foto e adesso noi con orgoglio andiamo a leggerli. Vai Fabrizio. Grazie ancora per la bella sorpresa che ci avete fatto a partecipare alla nostra festa. Un abbraccio da Katia, Fulvio e tutto lo staff del Silver Pin. Grazie ragazzi, ciao. grazie. Ma che c'è anche Giovannino, Come sempre date enormi emozioni, scintille ogni volta che cantate. Super, top, Dani, grazie. Grazie Dani. Che bello, scintille. Buonasera ragazzi e che Casa Peiretti sia da traino per una grande notte azzurra. Saluti da Alfonsina e Germano, sempre presenti. Grazie amici. Ciao. Grazie, ma che bello, sempre presenti. Ed è vero, è proprio così. Ciao Enrico, grazie mille, siete sempre i nostri cuori. Gabriella e Antonio di Brandizzo, stanno arrivando le tazze a destinazione, che bello. Fantastico. Meglio tardi che mai, amici. Che mai. Ciao Enrico Peiretti, Casa Peiretti, ciao Alessia, complimenti per ieri sera, una bellissima serata dedicata alla grande Raffaella Carrà. Complimenti a tutti e un saluto a Giuliano Falco. Buona serata da Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Ciao Antonio, Ciao, grazie, Antonio, grazie. Molto gentile come sempre. Sì. Inizio strepitoso, ciao Alessia e Enrico, ciao Maddalena, Ciao. un abbraccio fortissimo e salutiamo tutte quelle che si chiamano Maddalena. Chissà già. perché poi, vabbè. Bellissimo inizio, bravissimi, ancora tanti complimenti per la serata di ieri sera con l'omaggio alla grande Raffaella Carrà. Ciao Elena P. Grazie Elena, grazie di cuore, grazie. Mamma segue trasmissione, 2 punto e virgola. Io partita tra poco, 2-1. Cos'è? È il linguaggio di Italia-Spagna. Ciro col cuore, ci rivediamo. Ciao Ciro, grazie. 2-1? Ciro ha fatto una va bene, ok, Vediamo 2-1, se è così. vediamo. Ciao da Clara, se si può
vorrei riascoltare Notti Magiche, visto che l'altra volta abbiamo vinto. Forza Azzurri. Vediamo Molta cosa fortuna, riusciamo a fare. magari. Ma facciamo che la si canta magari domani se si vince, ok? Vabbè. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena. Ciao, Ciao. Elena. Ciao, ti vogliamo bene. Enrico, volevo sapere se siete una coppia tu e zia Marta. Siete una coppia tu e Ma zia io Marta? con la zia Marta ci ho provato 50 anni fa e non è andata bene. Però stasera ho deciso, amici a casa, che ci voglio riprovare in diretta televisiva, che non si sa mai. Se non si arriva. sa. Se arriva, sempre se arriva, perché è in ritardo, è in ritardo. A proposito di baci, c'è una canzoncina, anzi una bella canzone che va: baci, io voglio avere da te baci. Però la facciamo subito dopo la pubblicità, perché Ok. incombe questa cosa muy bella, muy bella, muy linda, Muy linda. Linda, una canzone Dagli di occhi Pooh. blu. No, quella era Lisa. Ah, ho sbagliato occhi. Stai troppo con zia zia Marta. Marta. Stai troppo con zia Marta. La regia però mi scrive che ho un amico in linea. Abbiamo una telefonata, e quindi aspettiamo un pochettino per la pubblicità. Andiamo a rispondere. Pronto? Pronto, ciao Enrico. Ciao Alessia. Buonasera, Come state? Ciao. Alessia che saluta Alessia. Ah, ciao Alessia. No, sono Gabriella. E allora Alessia Sono che saluta Gabriella. Gabriella. Ho capito, sono Alessia. Ciao Gabriella. Scusami. Ciao Gabriella, No, ho benvenuta. detto ciao Enrico e ciao Alessia. Ok, Volevo col partecipare al ritorno. gioco. Chissà se questa volta Allora riuscissi a vincere. Andiamo a rivedere gli indizi. 0, il suo nome non è il suo nome, nato tra il 50 e il 60, anche musicista. Provaci! Non lo so proprio, provo a dire Giorgio Panariello, anche se non è così. Non è così. Mi dispiace, ma molto, Grazie. molto. Dai, riprova domani. Grazie, Ok. amica. Grazie. Ciao, Ciao. buona serata. Buona serata, ciao. Ok. Ciao. Allora, regia, posso mandare la pubblicità? Io direi di sì. Sono le 20:20, 3 minuti esatti di pubblicità, poi torniamo qui per un secondo tempo, sperando che arrivi la zia Marta. Ma secondo me Vediamo, arriva. sì. Arriva. Pubblicità. Eccoci qui, tornati in onda. Dovrebbe subito partire una canzone, ma no, perché c'è una telefonata. Vado a rispondere. Pronto? Ciao, Il mio accento romagnolo. Ciao, buonasera, chi sei e da dove? sono Rebecca e siamo da Villar Perosa. Ciao. Benvenuta in casa Peiretti, benvenuta a Luserna San Grazie. Giovanni. Vorrei Dici tutto, indovinare Rebecca. il nome del personaggio. Allora noi andiamo a rivedere gli indizi. È 0, il suo nome non è il suo nome, è nato tra il 1950 e il 60 ed è pure un musicista. Dai Rebecca, forza! Secondo me è Luciano Ligabue. Vi state avvicinando, ma non è Luciano Ligabue. Mi dispiace Rebecca, un saluto, un abbraccio, grazie per Oppure aver avrei giocato con un'altra noi. idea. Aspetta, non si può. Un tentativo solo a giorno. Prova domani, va bene? Ok, va bene. Vuoi fare un saluto, Rebecca? Un saluto a mia mamma, mia sorella e a tutte le persone che conosco. Salutiamo anche noi, la mamma, la sorella e tutte le persone che conosci. Grazie Rebecca, ciao! Ciao. Un abbraccio fortissimo. E già, perché sennò metti che diceva il nome, che certo. indovinava, non potevo né dire né sì né no, e devo come potevo fare? Meno male che hai detto che era facile. È facile, No, ragazzi, no, dai, no, è no, facile. no, no. Tra un po' diamo gli altri indizi, ma prima voglio cantare una canzone, cioè parliamo di baci e arriva Baci. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. I tuoi baci io voglio avere da te, baci solamente per me, baci tu morire mi fai, non mi dire più di no, dammi i tuoi baci.
sola, non vuoi uscire mai con me. Ma perché? I tuoi baci, Io voglio avere da te, baci, ma solamente per me. baci. Tu morire mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai. E sola, non vuoi uscire mai con me. Ma perché? Ma perché? Poi te lo spiego. I tuoi baci, Ma voglio avere da te, baci, ma solamente per me. baci. Tu morire mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita o per un giorno ancora. Casa Peiretti, siamo dal vivo. 011 06 01 741 per parlare qui con noi. 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Non siate timidi. 1, 2, 3, go. Ma voglio avere da te, Baci, ma solamente per me. baci, Tu morire mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita o per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. tarararatta. È Fatto il finale. l'orchestra, ragazzi, però il un finale po'. dovete farlo, batteria, basso e violoncelli. L'ho fatto io. Invece, va bene, l'hai fatto. Ma tu, come l'hai mai fatto il tu. giorno dei baci? Cioè, E ogni giorno, ormai da un po' a questa parte, è il giorno mondiale di qualcosa. ma basta là. E quindi oggi è il giorno mondiale dei baci. È così, non è che lo decido io, lo No, no, decide no, certo. chi lo sa, non lo so. Però abbiamo una telefonata, pronto? Chi lo sa, non lo so. Pronto, 011 06 01 741. Deve gentilmente abbassare il volume della TV, per cortesia. Deve proprio spegnere il volume della TV, gentilmente, grazie. Ciao, mi senti? Sì, adesso sì. Pronto, chi sei e da dove chiami? Mi chiamo Milena, chiamo da Villarosa. Avrei piacere di sentire Tornerò dei Santo California. Wow, che bella canzone, grazie. Guarda, la mettiamo in programma come inizio di domani sera. Ci sei domani sera? Ci segui domani sera? Dalle 20 alle 21. Dai, ma cantamela però, perché mi piace tantissimo. No. Domani sera iniziamo la puntata con quel brano lì. Sei d'accordo? Va bene. Domani sera. Grazie Milena, grazie. Un Grazie abbraccio. a te. Buona serata a tutti. Dedicatissima, eh? Ciao, grazie, una serata anche a te. Domani sera, ragazzi, Sì, domani gliel'hai sera promesso, tornerai di Santo California. Ti ricordi 2 anni fa facevamo le feste in piazza Sì. io e te, ed era la canzone con la quale iniziavamo i nostri concerti, perché Sì. anche a noi piace molto, però Bella. dobbiamo provarla quei 5 minuti che adesso la diretta televisiva non ce lo consente di fare. Abbiamo un'altra telefonata, Bene, mia cara Chelucci, poi dobbiamo rispondiamo. raccontare una cosa molto carina, subito dopo la telefonata però. Pronto? Ciao Enrico, sono Antonio Primiceri. Ciao. Ciao Antonio, benvenuto in casa Peiretti, eccoci qua. Ciao Alessia, siete bravissimo, complimenti per ieri Ciao. sera. Grazie caro, grazie mille. Ascolta, volevo indovinare così per caso Il personaggio. Dai. il personaggio. Andiamo a rivedere gli indizi insieme, dai. Zero, il suo nome non è il suo nome, nato tra il Io 1950 e stacco il 60 ed ghiaccio, è guarda, anche un Renato musicista. No, purtroppo no. Purtroppo Perché non è battevo lui. zero. Non è lui. Lo so, infatti. lo so, è un altro tipo di zero. Grazie Antonio, buona serata e buon Comunque divertimento. buona serata Ciao. a tutti voi. Ciao, buona No, serata. un abbraccio, un bacio. Ciao, Ciao, carissimo, altrettanto. ciao.
Andiamo a dare gli altri 2 indizi, almeno Te l'ho detto così. che fregava lo 0. Ti viene da dire, Renato? Vabbè, d'altra parte se non mi scervello un pochettino per mettere un po' in difficoltà i nostri amici a Certo. casa, almeno uno ha più soddisfazione a vincere, perché non era poi così facile. Regia, ho un'altra telefonata? Sì, ne ho un'altra, allora andiamo a rispondere, dai. Pronto? 011 0601 741. Vediamo un po' sopra il tempo necessario della regia di mettere giù e sul Sì, telefono, giù e sul bravissimo. telefono, e vediamo chi è dall'altra parte del mondo. Allora, se non siamo ancora pronti, regia, io darei gli altri 2 indizi, se per te va bene. Vediamo cosa dice il nostro super Fabrizio in regia. Andiamo con gli indizi. Quindi abbiamo detto 0, il suo nome non è il suo nome, è nato tra il 950 e il 1960, anche musicista e, attenzione, sì signor, canna e carta. Bene. Adesso Canna forse, e forse. carta. Adesso non dico di più, amici a casa, non dico di più, tocca a voi dimostrare le vostre capacità intuitive per cercare di mettere insieme tutti gli indizi e portano ad un unico personaggio. Abbiamo la telefonata di prima, pronto? Ciao, Ciao, chi sei? sono Sofia. Ciao, Ma Sofia. ciao Sofia, benvenuta in casa Piretti. Ma dalla voce mi sembri molto giovane, o sbaglio? Sì, Sei giovane, quanti anni hai Sofia? ne ho 12 e mezzo. 12 e mezzo, ma 12 e mezzo questa puntata è dedicata ai baci, ce l'ha il moroso, il fidanzatino Sofia? Ce l'ha? Ci può No. dire? Forse no. No. Non si può, non ce l'hai o non si può dire? No, non ce l'ho. rispondere. Non ce l'hai. Che peccato, insomma. Va Gio. bene, vabbè, ma adesso a 12 anni morosetto per tenere per mano andare a fare la spesa e ormai c'hanno tutti, ragazzi. Ah, boh. Adesso anche Sofia arriverà. Vuoi dirci qualcosa? Vuoi salutare la Chelucci? Volevo provare ad indovinare il personaggio. Wow, allora abbiamo detto 0, il suo nome non è il suo nome, è nato tra il 1950 e il 60, è anche un musicista, attenzione, canna e carta. Dai Sofia, provaci! Secondo me è Renato Zero. Non è il grande Renato Zero, anche perché con canna e con carta c'entra poco. Comunque grazie per aver giocato con noi, riprova domani sera, sempre dalle 20 alle 21, sempre qui in casa Peretti. Un abbraccio fortissimo, ciao Sofia, bacio. Bacio. Io voglio avere da te, basta, Bacio. è durata 6 minuti la canzone di più o meno prima, ho sì. sudato 8 camicie. Allora, cos'è che dovevi dire di interessante? Che abbiamo un'altra telefonata. Ma dai. Abbiamo un'altra telefonata, ma Allora. tu tienilo lì, tienilo Io vengo lì. Pronto? Ciao Enrico, sono Enrico da Collegno. Eccolo qui, ma che bel nome. Quando Hai uno finito di dirlo sempre. ha un bel nome, a me sono contento. Enrico, senti come suona bene. Enrico da Collegno, sembra un nobile, un conte. Sì. Hai un secondo nome, Grazie. così magari dalla prossima No, Ciao no, Enrico, sono benvenuto. Solo Enrico. Ciao. Volevo sapere se potevate cantarmi Non amarmi di Alejandro Valdi e Francesca Lotta. Sì, possiamo farla, anzi la Chelucci sarà qua di nuovo, se non sbaglio, giovedì, no, mercoledì, Venerdì. venerdì forse c'è Centino. Bene. Comunque No, la prossima volta che c'è la Chelucci qui cantiamo Non amarmi, se non di questa settimana di sicuro la prossima. Solo perché ti chiami Enrico. Solo perché sei tu, no, non è vero, è un brano che facciamo che ci E piace. un'altra quindi... cosa. Ok Enrico? Un'altra cosa Dimmi. poi ti lascio. Dimmi. Volevo solamente dirti che il nostro onomastico è il 13 luglio. Giusto. Siamo Santa lì. Lucia. No, quello è il 13 dicembre, è il mio compleanno, ho fatto un po' di Enrico, confusione. detto Enrico. No, è il 13 sbagliato, non è dicembre, che- Santa Lucia. Ti confondi. Bravo, è il mio compleanno e ho fatto un po' di confusione tra l'onomastico e il compleanno, sai com'è? A una certa età. Sì. Ecco appunto. Ciao, grazie Enrico, ciao Giuliano, ciao Alessia. Ciao caro, ciao. Ciao Enrico! Ciao. Ciao Enrico, ciao!
Adesso dovremmo andare a raccontare ciò che è successo nel weekend a me, a Certo. Valentina, a te, ma non è ancora ora Ma perché guarda che poi il tempo vola, stiamo battendo il record delle telefonate. Abbiamo Va la bene. quinta telefonata consecutiva, ma che meraviglia! Pronto? Eccoci qui. Chi sarà? Ciao, Chi sei sono e da dove? Noemi. Ciao. Ciao Noemi. Benvenuta. Posso indovinare il gioco? Sì, certo. Mi dici da dove chiami e quanti anni hai, Noemi? Allora, chiamo da Perosa, Sì? ho 9 anni. No, cagata. Amore. E allora adesso proviamo a indovinare il personaggio, Proviamoci. 0, il suo nome non è il suo nome, nato tra il 50 e 60, anche musicista, canna e carta. Vuoi un aiutino, Noemi? Posso dargli un aiutino, Ma Noemi? certo, Lo vuoi un sì. aiutino? Sì? Sì? Allora, quando la Chelucci va a fare la spesa, compra sempre una bevanda con 0 calorie. Per quello in alto c'è scritto 0. Quando una bevanda ha 0 calorie è senza che cosa? È senza che cosa? Senza non posso di più. Prova col personaggio, vai. Zucchero. Sì! Applauso, bravissima Noemi! Brava, hai vinto il cappellino di Casa Peiretti! Brava tesoro. È stata Bene. molto brava, molto Sì. brava. Ma lo sapevi anche senza il mio aiutino? A te. Ciao, ciao bimba, ciao, grazie. Mandaci un messaggio. Festa grande, festa grande. Mandaci un messaggio gentilmente al 348 80 40 254 in modo che con l'indirizzo riusciamo a spedirti il cappellino. Adesso abbiamo 2 video da mandare in onda, Sì. ma anche delle foto, perché nel weekend io, Alessia Chelucci, Luciano Bianchini, Valentina Branca siamo andati un po' chi a suonare, chi a suonare in una piazza, chi a suonare un matrimonio, Chi a suonare un campanello. io quello. E abbiamo incontrato tanti amici che seguono Casa Peiretti. Io stavo passeggiando per Susa e mi sento dire più volte non ciao Enrico, ciao Casa Peiretti. Ma mi Sei tiro- andato in giro con tutta la casa. Ormai Casa è il mio nome, Peiretti è il cognome. Meraviglia, meraviglia. Fantastico. Quindi abbiamo delle foto e dei video che possiamo mandarli in onda. Sì, ok, in onda regia. Vediamo un po' cosa succede, dai. Partiamo con le foto mie dove c'è Enzo, lo salutiamo. Eccoli lì, guarda che belli, guarda che Wow. belli. Fantastico. E loro seguono Casa Peiretti. Tutte le Le sere. Tutte le Fantastico. sere. Grazie ragazzi, un abbraccio. Wow. Lì ero dove suonava Valentina con delle fans di Valentina. Questo signore è simpaticissimo, è di Chianocco. Chianocco. Esatto. Chinotto. No. Però adesso parla tu, perché Sì. questa era la mia parte. Sì, invece la mia era che con Luciano, il duo Alex Blanco, eravamo a suonare un matrimonio di ragazzi fantastici, posso dire. Lei Certo, bellissima, lui anche, carini, dentro fuori, ed è questo che hanno fatto per noi. Ecco il video. Ciao amici di Rete 7, oggi in questo bellissimo matrimonio in un posto fantastico abbiamo conosciuto un signore, Franco, che da stasera guarderà Casa Peiretti. Giusto, Assolutamente sì, ti ricordi da che ora va in onda? dalle 8 alle 9, Sì, 20-21. Grandioso! Ciao Casa Peiretti! Finalmente ci siamo sposati! Grazie! Grazie Michela e grazie Casa Peiretti! Più forte Casa Peiretti! Casa Peiretti! cari. Buona vita insieme, Sì, ragazzi. davvero, Buon davvero. inizio di una vita strepitosa, di giorni pazzeschi insieme. Che poi, se sono partiti urlando Casa Peiretti, chissà dove possono Saranno arrivare. fortunati, ma Io se lo però- meritano perché sono proprio belle persone, anche il papà, carinissimo, davvero. Io però ho sentito il campanello suonare, secondo me è arrivata la zia Marta, mandiamo la pubblicità e un terzo tempo qui da non perdere. Vado ad non aprire? perdere, vai a aprire. Pubblicità!
Buonasera, buonasera zia Marta. Ma secondo lei è una buona sera? Insomma, non è colpa mia se la macchina non partiva, Intanto un gentiluomo, quando uno le dice di una certa età, una signora, Certo. Non mi parte la macchina, tac, Peiretti avrebbe dovuto dire: le mando un taxi, Marta. Ma io ho una trasmissione da mandare avanti, non posso perdere tempo a telefonare a taxi. E poi a Luserna non è che taxi ce ne siano, non sia mica Torino. Cioè, forse... Qualsiasi cosa che avesse 4 ruote, no? L'ha trovato una cosa a 4 ruote? Ho dovuto fare l'autostop. Ho visto, e quelli dell'Ape hanno tirato dritto. Poi è arrivato un buon uomo con il camion che l'ha... Quelli dell'Ape ci sono rimasta malissimo perché ridevano anche. Te credo, dai, te credo. Sì, l'omino è stato abbastanza gentile del furgoncino. Non capisco perché le dico: ma posso salire davanti? Fa: no, davanti è tutto occupato. Era occupato. C'era un sedile libero di 2 piazze, mi ha fatto andare dietro. Vabbè, pazienza. Meglio Però di niente. stavo pensando di stravolgere un po' la scaletta, Sì. cara zia, perché prima lei non c'era, ma con Alessia Chelucci Sì. abbiamo visto sì. abbiamo visto l'immagine. Sì. Oh, già è tardi. Scusi. Abbiamo visto l'immagine, anzi il video di 2 sposini. Allora voglio dedicare a nome di tutta Casa Peiretti questo brano a questi 2 meravigliosi ragazzi. Ma che bella idea. Eccoti. È arrivato anche il gatto. Eccoti, sai, ti stavo proprio aspettando. Ero qui, ti aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andarmene e invece ho fatto bene. Aspettava me? Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. Eccoti come un uragano di vita e sei qui, non so come tu sia riuscita a prendermi dal mio sonno e scuotermi e riattivarmi il cuore. Al mattino mi svegli, l'ultimo desiderio che la notte mi culli. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. Ma posso cantare con a fianco una che ti guarda così? Ma no, ma sa perché? A un certo punto ha fatto così, sembrava un tacchino. Stavo cercando la concentrazione. Presente il diaframma, no? Allora io lo scuoto un po'. Lo scuoto un po'. Ecco, bravo. Allora, poi devo chiederle, visto che oggi è la giornata internazionale del bacio, io se non lo faccio adesso non lo faccio mai più, ma lo faccio dopo. Lo faccio dopo i messaggi, visto che sono arrivati dei messaggi, delle foto, andiamo a leggerli? Visto che la giornata sua è rovinata per rovinata, ma accontenti una volta. Ok, dai, vai con i messaggi, Fabrizio. Non ho tanto capito. Lo spiego dopo, vai. Tutti impostazione per guardare il nostro programma preferito. Yeah, bravissimi. Che bello ragazzi. Noi siamo qua, ciao, è troppo chiedervi fiori bianchi per te. Rino e Lella da Robilante, Cuneo, grazie. Questa sera non riusciamo a cantare fiori bianchi per te, magari nelle prossime puntate. Comunque vi auguriamo una buona serata. Grazie Rino e Lella, ciao ragazzi, è arrivata la tazza. Grazie per quest'ora di spensieratezza, musica e divertimento. Un abbraccio a tutti voi. Nancy da Aosta è arrivata da Aosta. Respiri, Peiretti, ogni tanto respiri, sennò Ma poi sì, ti passa sì, giù. sì. Legga lei. Buonasera, vorrei fare
dare un saluto ad una grande amica, Natascia, e a sua mamma Silvana. Non vedo l'ora di cantare di nuovo 2 canzoni con voi. Oh, che bello Enrico, ma le foto fatte sabato al Petit Club? Le foto fatte sabato al Petit Club sono... Una l'abbiamo mandata prima in onda, adesso poi vedremo in settimana. Ciao ragazzi, buona serata a tutti voi di Casa Peiretti e forza azzurri, Carla di Luserna. Tra un po' c'è la semifinale dell'Europeo, ragazzi. Ciro, il nostro mago, ha detto 2-1 per l'Italia. Speriamo. Irina 2, grazie Irina 2, grazie. Ciao Irina, grazie, siete una coppia bellissima e molto bravi. Complimenti, grazie chiunque tu sia. Grazie, comunque ha ragione, siamo una coppia bellissima. Siete bravissimi, con questa canzone avete fatto ballare il mio nipotino di 16 mesi. Buona serata, ciao Anna, e salutiamo anche tutti i nostri amici da Pinerolo. Ciao Pinerolo. Enrico, avevi detto che eri fidanzato, allora non fare la corsa ad Alessia. Cioè, ha ragione. Adesso mi sto mordendo un po' la lingua, non posso. Ciao Alessia, ciao Enrico, bella coppia. Vi vedremo bene insieme anche fuori dalla trasmissione, chissà. Chissà, ma no, ci puoi vedere insieme? Ogni tanto andiamo anche a fare la spesa insieme. Sì, andiamo... caffè, colazione, certo. Ma certo. Ciao Enrico, ciao Alessia. Non potete fare una serata a Bagnasco portando la Valentina? D'estate un camper va benissimo. Ciao a tutti, ciao Fulvio. Ciao, Fulvio. Tu parla con la Proloco di Bagnasco e noi con tutta Casa Peiretti veniamo molto volentieri, c'è il numero nelle pubblicità. Complimenti per le belle canzoni e per l'eleganza che avete nel presentare. Grazie Luciana, grazie di cuore. Grazie. Luciana. Ciao Alessia, ciao Enrico, grazie di aver passato il mio video. Ma figurati, grazie a te. Grazie amico! Abbiamo un nuovo amico di Casa Peiretti. Sì. Ciao Enrico Peiretti, complimenti per il nuovo taglio della barba, è vero. Ora il pozzetto. Pizzetto. Ecco, il pozzetto. Il pozzetto è... I baffi. Nuovo look. Buona serata a te, ad Alessia, ad Antonio Primicero di Rivalta di Torino, Forza Azzurri. Vabbè, se piace vedrò di forse non farla crescere. L'ho fatta perché ho sbagliato a tagliarla e quindi ho dovuto tagliare tutto. Fabio, Veronica, e bella siete i miei amori. Vi amo Nancy, salutiamo Nancy, ciao, Fabio, Nancy. Veronica, bella, ciao tutti. Ma quanti siete questa sera, ma che meraviglia. Ciao zia Marta, ciao Enrico, da Elena, ciao Elena da parte di zia Marta, da parte di Enrico. Sì, ecco, è finito. Ecco, io ho fatto così perché ero convinto leggere, che... Se vuoi ne invento uno, ciao a tutti, no, bellissimi, non possiamo fare a meno di guardarli. Guardami, noi non li inventiamo i messaggi. Non li inventiamo. Sono tutti reali, è vero. tutti reali, dal primo all'ultimo. Però, come ho detto ai miei amici a casa, oggi è la giornata internazionale del bacio, no? E io ho un sogno nel cassetto, mia cara zia Marta. Io voglio dare un bacio a zia Marta. La zona hai sentito? No, zia Marta, visto che il tempo stringe, se il tempo stringe, ma proprio piccolo, proprio, senza neanche mettere... No, non mi permetterei mai. Un ordone che si trova a Bobbio Pellice. A Bobbio addirittura. Può baciarmi il puccio se vuole. No, detta così, no. Insomma, allora amici a casa, volete che io do un bacio alla zia Marta, visto che oggi è la giornata internazionale del bacio? Hanno risposto tutti sì! Questo era un bel messaggio falso. Venga. Voilà! E questa è la giornata internazionale del bacio. Ma che bel. E andiamo a cantare un brano di Eros Ramazzotti, Lei però. E non faccia quella faccia, ma sa quanti a casa avrebbero voluto essere al suo posto o al mio? Molti, secondo me più al mio che al suo. Comunque va bene, dai. Vabbè, va. Io con te ci sto anche bene, non mi posso lamentare io, senza lacci né catene, che pretendere più di così non si può davvero. Lei però ha qualcosa che non mi spiego, c'è qualcosa in più che purtroppo non hai tu. Qui non c'entra il lato fisico, non penso, ma forse sto dicendo una bugia. E se poi ti guardo dentro, sei più bella chiara
qualcosa che non so, è un mistero, c'è qualcosa in più che purtroppo non hai tu. Lo sai che non ci sto capendo niente, nemmeno io. Ma la smette di guardare giù, guardi su. Dovessi scegliere adesso non saprei nemmeno io, non vorrei. Il problema mio resta sempre lei. Eros Ramazzotti, ma mi spiega perché doveva fissarmi ovunque? Cosa c'è qua? Cosa c'è? Mi dica. No, pensavo fosse in ginocchio. Perché in ginocchio? Ma perché sembra più... vabbè, finita. No. Guardi che l'altro giorno, mentre passeggiavo per Susa, mi hanno fermato in tanti, mi hanno anche detto sei più bello dal vivo che in TV. E dell'altezza cosa hanno detto? Che sembro più alto in TV. Vabbè, ma adesso non è che dobbiamo... insomma... No, ma è un bel figliuolo, comunque. Va bene. Io voglio chiudere questa puntata di Casa Peiretti. Mancano proprio soltanto 2 minuti, quindi facciamo un brano velocissimo. Cambio in scaletta, così facciamo un brano più conosciuto, perché quello lo faccio prossimamente. Sì. Cantate tutti con noi questo brano qui. Se ti dice qual è? Se non avessi più te. Ecco. Se non avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu mi fa sentire come un fiume che va verso la fine. Questo devi sapere, di queste mie parole puoi capire quanto ti amo per sempre, come nessuno al mondo mai ho amato io. E io lo so che non mi lascerai, non puoi. E allora fatemi ringraziare Alessia Chelucci, zia Marta, oggi straordinari, grazie di cuore, grazie di cuore. Mentre domani sera qui con me ci sarà Valentina Branca, ci sarà Enzo Allasino, ci sarà anche la zia Marta? Certo. Non so, adesso vado perché mi sta aspettando ancora il pullman lì fuori, qualcosa che mi ha portato qua. Chiudiamola facendo in bocca al lupo ai nostri azzurri, alla nostra squadra di calcio, la nazionale. Forza ragazzi che andiamo in finale. Grazie Fabrizio in regia e grazie a ognuno di voi. Vi voglio bene, a domani. Se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30. Grazie, ciao! Ciao! Io vado perché mi aspetta.